Avendo fatto questi esami ai primi di marzo, dopo 15 giorni scarsi ho avuto i primi sintomi che mi cominciava a mancare il respiro e sentivo proprio che mi mancavano le forze anche fisiche. Di conseguenza mi sono un po' allertato, ho aspettato una settimana per vedere se era una semplice influenza o roba del genere, però ho visto che peggiorava sempre di più. Alla fine eravamo quasi a fine mese e ho chiamato la mia dottoressa, che purtroppo io ho anche il problema della sclerosi multipla, diagnosticata l'anno scorso, e ho chiamato la mia dottoressa via mail e gli ho spiegato i miei sintomi. Di conseguenza lei mi ha detto no, chiama subito il pronto soccorso e fatti venire a prendere, perché dai sintomi che mi hai descritto può essere benissimo il coronavirus. E là ho preso un po' di paura, giustamente. E ho chiamato il pronto soccorso, il 118, e giustamente gli ho spiegato quello che è successo e chi mi ha chiesto di chiamare loro, e loro mi sono venuti a prendere. Questo è successo il martedì sera del 1° aprile praticamente, e mi hanno ricoverato la sera stessa, perché mi hanno portato dentro, mi hanno fatto subito il tampone e anche degli esami del sangue, e dopo 2 ore e mezza circa mi hanno detto, sono venuti a dirmi che ero positivo al coronavirus. Mi hanno ricoverato. Dove ti hanno ricoverato? In che ospedale? A Castelfranco Veneto, al 3° piano, che loro hanno fatto il piano proprio per questo problema qua, l'hanno isolato questo piano per gli ammalati di questo problema. Di conseguenza hanno cominciato subito il giorno dopo con flebi di antibiotici, antivirali, però di altri virus, non specifico di questo problema, perché non ne hanno ancora sviluppati. Fortunatamente io non ero un caso grave e me la sono cavata nel giro di una settimana, poco più. Praticamente la settimana dopo, che era quella di Pasqua, al giovedì e al venerdì mi hanno fatto, a differenza di 24 ore, mi hanno fatto il tampone un'altra volta, e di conseguenza ero risultato negativo. Praticamente il virus era sparito. Mi hanno spostato al 6° piano, perché giustamente non ero più a rischio per gli altri, anzi ero a rischio di prenderlo ancora io. Allora mi hanno spostato per evitare questo e mi hanno messo al 6° piano, mi hanno tenuto dentro fino al martedì dopo Pasqua praticamente, e mi hanno dimesso. Ero a posto, stavo bene, non avevo più febbre da più di una settimana e tutto quanto, mi hanno dimesso. E dopo ho fatto, diciamo, la quarantena un po' volontaria, perché non sapevo come comportarmi, perché nessuno mi ha detto all'ospedale, avevo anche chiesto, però di sicuro non mi hanno detto niente nessuno. Io, per evitare casini anche col discorso dei controlli, questo e quello, comunque sono rimasto a casa 2 settimane in più di quello che dovevo stare a casa, perché potevo cominciare ancora la settimana scorsa io a lavorare, in realtà. Dopo ho chiamato il nostro sindaco qua, che è stato molto gentile e mi ha indicato, o meglio ha chiamato lui il numero che aveva lui a disposizione, e mi ha assicurato che potevo aprire il negozio, che non dovevo neanche fare la quarantena addirittura. Però ormai io l'avevo già fatta, adesso riapro domani il negozio, 28 di questo mese. Hai vissuto quindi per un paio di settimane all'interno di un reparto dedicato al Covid-19. Come ti è sembrato magari anche il rapporto tra pazienti e infermieri, dottori? Sì. Devo dire che l'ospedale di Castelfranco è impeccabile. Su questo lato qua io non so se era solo un'esperienza mia, non so se, però io mi sono trovato benissimo anche a livello umano, diciamo, perché veramente mi coccolavano, non mi curavano solo, capito? Cioè, nel vero senso della parola, perché sia gli infermieri che anche gli inservienti delle pulizie, per dire, erano stati sempre gentilissimi, anzi non posso dire assolutamente niente. Anche i medici, tutti quanti, hanno avuto umanità, tutti, anzi li devo ringraziare tutti dal primo all'ultimo, e spero che continuino così, perché sono bravi veramente. Sì. Per quanto riguarda invece il paese, credo che tu abbia comunque vissuto dei momenti di solidarietà. Sei comunque una persona che è conosciuta anche per il tuo lavoro, che ricordiamo riaprirà domani, Sì. E quindi avrai ricevuto un sacco di messaggi anche dai... Assolutamente sì, anzi su questo sono molto
soddisfatto, e anche ringrazio tutti i miei clienti che mi hanno sempre sostenuto su questo problema, e grazie di tutto il sostegno morale che mi hanno dato fino adesso. Sì, niente da dire, anzi anche dalla parte del nostro sindaco, del nostro comune ho sempre avuto anche il nostro farmacista mi chiamava quasi tutti i giorni, poverino,